Sarà questa la giornata in cui l'Inter festeggerà lo scudetto? Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso. Siamo arrivati alla 34esima giornata di campionato, una giornata importantissima per il campionato. E come sapete, noi il venerdì cerchiamo di fare una preview della giornata che ci attende, dandovi un po' di consigli del fantacalcio, capendo chi potrebbe essere il marcatore, chi l'assist man, chi vi porterà dei bonus, cercando di darvi dei risultati esatti, chi vince, chi perde, chi pareggia. E mi raccomando ragazzi, prima di iniziare a dire tutto, mettete like, iscrivetevi ai nostri canali social, fate girare l'algoritmo e commentate se avete delle curiosità oppure se avete dei dubbi sulle formazioni del fantacalcio. Ragazzi, dicevo, questa giornata sarà importante perché l'Inter si potrebbe laureare campione d'Italia e ci potrebbe, ahimè, scucire lo scudetto dal petto. Perché se l'Inter vince contro il Torino e il Milan e il Napoli non fanno lo stesso contro le rispettive avversarie, l'Inter si laurea campione con 4 giornate di anticipo, quindi è una giornata nevralgica per il campionato e io andrei direttamente a prendere le nostre probabili formazioni dal carissimo sito fantacalcio.it. Allora ragazzi, eccole qua, ve le condivido e si inizia con il botto per noi napoletani con venerdì c'è l'anticipo Napoli-Cremonese. E raga, io da napoletano vi dico che il Napoli deve fare il suo contro una Cremonese che non è morta, anche perché viene da un pareggio contro, vi dico subito, la settimana scorsa il Cremonese ha pareggiato proprio contro il Torino, si trova a pari punti con il Lecce a 28 punti e si stanno giocando la salvezza. Sono le due squadre che credo che si giocheranno la salvezza, a meno che clamorosi scenari anche il Cagliari potrebbe ritornare ad essere risucchiato in questa lotta per non retrocedere. Quindi il Napoli dal canto suo, ragazzi, ne abbiamo parlato anche in live lunedì, mi raccomando ragazzi, veniteci a seguire anche il lunedì in live col caffè del lunedì, dove parliamo di Napoli ma anche di tanto altro, della giornata di Serie A, delle altre squadre, del calcio in generale, e quindi veniteci a seguire, mi raccomando. E lunedì alle 18. Ecco, appunto, chiusa questa parentesi, in Napoli abbiamo parlato anche lunedì io e Fernando, raga, abbiamo toppato 2 partite che non dovevamo toppare, ma non tanto per la corsa scudetto quanto per blindare la Champions League. Adesso la Champions League si trova a 8 punti di distacco dal quinto posto e queste sono partite che devi vincere perché la prossima c'è il Como. Quindi sono partite che tu devi vincere, non troverai un avversario che ok, prego, segnate. No, perché la Cremonese se la gioca la partita, se la deve giocare perché è in lotta per non retrocedere. Quindi ci stiamo complicando la vita da soli. Il Napoli deve fare il suo. Ovviamente, ragazzi, come al solito, non vi dico il risultato esatto per questa partita, vi dico i giocatori che forse potrebbero portare qualcosina. Nel Napoli io vi dico Highlander McTominay e spero che Højlund possa ritornare nuovamente al gol. Per quanto riguarda la Cremonese andrei su Bonazzoli, quest'anno ha fatto bene, e Malè a centrocampo mi preoccupa. Bene, andando avanti ragazzi andiamo con Parma-Pisa che è il primo anticipo di sabato e il Pisa, il Pisa se la classifica alla mano è ultima in classifica con 20 punti, certo, è ventesima con 18 punti e manca solamente la matematica retrocessione con 10 punti di distacco. Il Pisa ha poco da vedere a questo campionato ormai. Prendo un attimo le formazioni, ve le metto qui in sovraimpressione, eccole qui. Perfetto, il Parma invece viene dalla vittoria contro l'Udinese, fuori casa. Ormai il Parma, devo dire la verità, mi ha sorpreso quest'anno perché con tutto il modo di giocare di questa che è abbastanza difensivo, comunque ha messo in cascina 39 punti e non sono pochi per una squadra che non ha tanta qualità negli 11 titolari, ha sì sprazzi di qualità in alcuni giocatori, vedi Strefezza, vedi Bernabé, Nicolussi Caviglia non malaccio, però diciamo nel collettivo non è questa grande squadra, quindi mi ha sorpreso. Io vi dico ragazzi che vince nuovamente il Parma
si porta un'altra vittoria a casa, si porta una vittoria striminzita di 1-0 e io vi metterei in gol Gabriel Strefezza, che ha purgato pure noi. Mentre se dovesse segnare per il Pisa, raga, io andrei su Tramoni, Bologna-Roma, raga, la Roma e il Bologna, dichiarazioni di Italiano, per loro dopo la sconfitta in campionato e dopo l'uscita in Europa League è stato detto, ha detto per noi la stagione è conclusa. Oddio, sono abbastanza queste dichiarazioni molto... io non so quanto possano essere giuste queste dichiarazioni, perché poi diminuisci l'attenzione dei giocatori stessi. La Roma, d'altro canto, raga, deve sperare, prima di tutto in un passo falso della Juventus, perché ormai il quarto posto dista 5 punti, classifica alla mano, sì, dista 5 punti, e se sesta in classifica a pari punti col Como, devi sperare che la Juve possa cadere, ma devi fare anche il tuo, cioè vincere delle partite, uno per mettere un po' di distacco dall'Atalanta che dista solo 4 punti, e due cercare comunque di fare il tuo per agganciare la Juventus, cercare di recuperare un po' di punti. La Roma, discorso Champions la vedo difficile, discorso Europa in generale, Europa League o per Conference League è tutto ancora alla portata. Secondo me se la giocherà col Como tra il quinto e il sesto posto, per lo stato attuale dello stato di forma delle squadre. Quindi io credo che la Roma possa vincere, finirà 2-1 questa partita, in gol andrà Sule e in gol andrà Pisilli, mentre invece per il Bologna vi metterei un gol di Lucumí, un gol di colpo di testa di Lucumí. Vediamo se l'acchiappo. Verona-Lecce. Questa è una partita importante per la zona salvezza, perché il Verona, stesso discorso del Pisa, ormai è destinato a retrocedere. Anche il Verona a pari punti con il Pisa a 18 punti, dalla classifica è penultima in classifica, ma è come se fosse ultima. Il Lecce invece è a pari punti con la Cremonese, e il Lecce, rispetto alla Cremonese che ha la partita con Napoli, deve approfittare di una partita abbordabilissima per mettere un po' più di distacco con i grigiorossi. E io credo che Di Francesco deve approfittare di questa partita, e dopo la buona prova che c'è stata contro la Fiorentina, in cui con costanza, tenacia, determinazione sono riusciti a recuperare quella partita dall'1-0 e farla finire 1-1, il Lecce se la porta a casa. Io vi dico un 2-1 per il Lecce, Pierotti e mi porta Khedira titolare, non lo so. Se dovesse giocare Khedira, vi dico Khedira marcatore per il Lecce. Per il Verona invece andrei su Bowie, sempre se dovesse giocare titolare, perché vedo che comunque è in ballottaggio. Andiamo su Fiorentina-Sassuolo molto velocemente. Fiorentina-Sassuolo, ragazzi, il Sassuolo viene onestamente non mi ricordo i risultati della settimana scorsa, quelli precisi. Giusto, il Sassuolo ha vinto 2-1 contro il Como. Il Sassuolo sta giocando bene, lo ripeto per l'ennesima volta, non so quante volte l'ho detto, per me il Sassuolo è la sorpresa, la rivelazione di quest'anno, perché gioca a viso aperto, gioca con Grosso che in panchina è la sua prima esperienza in Serie A, e ha una bella squadra, ed è comunque una neopromossa, ma a prescindere da tutto ma è sempre neopromossa, e sta facendo un ottimo campionato. Ad oggi si trova decima in classifica, e sta facendo veramente un ottimo campionato. La Fiorentina, d'altro canto, è uscita dalle sabbie mobili finalmente, 36 punti se non sbaglio, 35, 36 punti. L'ultimo risultato è quello, il pareggio contro il Lecce, ma ormai sono 8 punti di differenza dal terzultimo posto. Credo che la Fiorentina possa respirare un pochettino, sta inanellando un po' di risultati utili consecutivi, e credo che questa partita finirà in pareggio, un 2-2. Le squadre giocheranno a viso aperto, se la giocheranno, tanto ormai credo che sicuramente il Sassuolo, ma la Fiorentina giocherà anche molto con più libertà mentale, un po' più distesi i nervi, e vi do come marcatori per la Fiorentina Mandragora, se non è marcatore comunque farà qualche assist, e Gudmundsson. Mentre per il Sassuolo andrei su Lorientè
e andrei su Pinamonti. E andrei su Pinamonti. Genoa-Como. Raga, il Genoa la settimana scorsa ha vinto contro contro il Pisa, e si trova adesso in una zona tranquilla, 39 punti, è arrivata comunque alla zona salvezza. Il Como invece sta in caduta libera, nel senso che le prestazioni ci sono anche, bene o male, soprattutto abbiamo visto la partita contro l'Inter in Coppa Italia, ma ha perso una ghiotta occasione, quella di blindare un quarto posto o quantomeno difenderlo. Adesso, dopo che era al quarto posto in solitario, adesso si trova a meno 5 dal quarto posto. E quindi per il Como arrivare in Champions League credo che abbia pesato tantissimo, per la pressione, per la tensione, concentrazione di giocatori che comunque sono giovani. Fabregas, l'ho detto anche in alcuni video precedenti, Fabregas è la sua prima esperienza da allenatore a certi livelli, per andare a comunque combattere, a difendere un quarto posto che ti significa Champions League. Hanno patito tanto questa pressione qui, ma attenzione, perché grazie alle altre squadre, vedi Napoli, la classifica è corta, e ci sarà una partita, la prossima, che credo che analizzeremo, non la prossima, l'altra, che è Milan-Juventus. Milan-Juventus ci dirà tanto per la corsa Champions, e dirà tanto anche al Como, e il Como questa partita qui contro il Genoa deve cercare di approfittarne, perché con un Genoa che è libero mentalmente ed è salvo praticamente, deve fare un sorboccone del Grifone, deve ritornare a macinare un po' di prestazioni e punti soprattutto. Vi dico, finirà 2-1, gol di Diao, gol di Paz. Per il Genoa vi metto Malinowski. Bene, Torino-Inter, raga, l'Inter farà il suo, non c'è altro da dire. L'Inter credo che vincerà sta partita, perché prima di tutto vorrà blindare questi 12 punti di distacco dalle inseguitrici, e poi si vorrà mettere sul divano e vedere Milan-Juventus cosa accadrà, perché saprà già il risultato di Napoli-Cremonese, ovviamente, e sperando, da napoletano vi dico, speriamo che la festa scudetto dell'Inter la facciamo rimandare a settimana prossima, così si vanno a festeggiare anche in casa loro. Però credo che l'Inter voglia fare comunque di un suo boccone del Torino. Vi dico che finirà 3-0, gol di Thuram, gol di Barella che è ritornato al gol un po' di settimane fa, colpo di testa di Akanji, quindi ho messo un marcatore per ogni reparto. Per il Torino, se dovesse segnare qualcuno, andrei su Vlasic. Il Toro sta tranquillo, sta là a 40 punti, perfetto, tranquillo, grazie di Dio, non c'è altro da dire, ha già dato il suo in questo campionato. Poi si arriva a questa qui, raga, qua si decide tanto. Oddio, decide tanto no, però ci fa capire tanto, perché il Milan è ritornata ad essere a pari punti con Napoli al secondo posto a 66, la Juventus invece a 63, e distaccato, come dicevamo prima, c'è il Como a 58. Quindi per la Juventus non è scontato cioè, se la Juventus dovesse perdere a Milano contro il Milan e il Como dovesse vincere contro il Genoa, la Juventus si troverebbe nuovamente a +2 sul quinto posto, quindi attenzione. E il Milan invece, se dovesse perdere, verrebbe riagguantato dalla Juventus al secondo posto / terzo posto, e potrebbe avere potrebbe rischiare di essere di accorciare le distanze col Como da +8 a +5. Quindi c'è un mondo in questa partita, c'è un mondo. E onestamente io, sarà che sono tifoso napoletano, sarà che penso oggettivamente che possa finire in pareggio, cioè penso che possa finire così, io vi direi un pareggio. Vi direi una partita bruttina forse, perché il Milan sarà molto schiacciato, cioè sarà schiacciato dietro, facendo basso, cercherà di ripartire in contropiede, classico gioco allegriano. Vi dico che finisce 1-1.
provo, lo dico da un po' di giornate a questa parte, Pulisic marcatore, mentre invece per la Juventus vi dico Yildiz marcatore. Quindi questa partita è da attenzionare e da vedere, raga, veramente, da vedere soprattutto anche per il risultato. Poi c'è Cagliari-Atalanta. L'Atalanta, ragazzi, dopo la partita che ha fatto in Coppa Italia contro la Lazio, in cui meritava il passaggio, onestamente meritava il passaggio in finale, deve riprendersi da questo risultato, questo doppio pareggio, volendo, che sia contro la Lazio che contro la Roma in campionato, anche perché comunque la zona Europa non dista tanto, sono 15 punti a disposizione, la zona Europa, il sesto posto, dista solo 4 punti. Quindi, anzi, quinto e sesto posto, perché c'è anche il Como a pari punti a 58 con la Roma. Quindi deve provare quantomeno a portarsela a casa, ma davanti a sé avrà il Cagliari che deve cercare di mettere fino in cascina, perché 5 punti di distacco tra la 17esima e la 18esima e il Cagliari non sono tanti, non sono tantissimi. Il Cagliari rischia di essere nuovamente risucchiato nella lotta salvezza. Non è, diciamo, è convalescente, ma non è guarita del tutto la squadra sarda. Vi direi però, sì, per me l'Atalanta vince. Sì, vince fuori casa, l'Atalanta vince, gol di Ederson, che è andato molto vicino al gol, anzi gliel'hanno annullato in Coppa Italia. Vi direi gol di De Ketelare. Mentre per il Cagliari, non vi ho detto il risultato esatto, 2-0, mentre per il Cagliari, se dovesse segnare qualcuno, vi andrei su Seba Esposito. Chiudiamo la giornata con Lazio-Udinese. Lazio-Udinese che si giocherà lunedì 27 aprile, il Monday Night. La Lazio fresca fresca del passaggio in finale di Champions League, sì, di Coppa Italia, prova a fare ancora un po' di risultati dopo la vittoria anche contro il Napoli in campionato, e l'Udinese invece viene da una sconfitta, come dicevamo prima, contro il Parma. Io credo che finirà in pareggio, finirà 1-1 o 2-2. Io mi metterei, anzi facciamo che finisce 2-2, è una bella partita frizzante, spumeggiante, frizzantina, Zaniolo e Atta per l'Udinese, mentre per la Lazio andrei su Zaccagni e Noslin. Bene, raga, ritorno a schermo intero, aspettate. Eccoci qua, ritorno a schermo intero. Ragazzi, il video è arrivato un po' più lunghetto, vi lascio a voi i commenti, lascio a voi, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo ai nostri prossimi appuntamenti e mi raccomando, Forza Napoli sempre.